L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po opera sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha il compito di garantire a livello interregionale la difesa del suolo, la tutela e la gestione delle risorse idriche del distretto idrografico del fiume Po. L'Autorità di bacino promuove anche una strategia integrata di valorizzazione e sviluppo territoriale del fiume Po, il fiume più grande d'Italia. Il distretto del fiume Po si estende per oltre 85.000 km² su 8 regioni e sulla provincia autonoma di Trento. L'area realizza il 40% del PIL italiano, il 37% dell'industria nazionale, il 55% dell'industria zootecnica, il 35% della produzione agricola e il 55% della produzione idroelettrica nazionale. L'Autorità di bacino predispone e aggiorna il piano di bacino distrettuale, un piano territoriale che si declina in diversi piani stralcio settoriali, in attuazione di norme europee e norme nazionali, relative alla direttiva quadro acque, alla gestione degli usi delle acque, alla direttiva alluvioni e in materia di difesa idrogeologica e pianificazione del rischio idraulico. L'Autorità di bacino coordina l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, il tavolo tecnico istituzionale di cooperazione degli enti competenti e dei portatori di interesse del settore idrico, con lo scopo di prevenire e contrastare le situazioni di siccità e carenza idrica. Molti sono i progetti di collaborazione a livello locale e nazionale. Supporta inoltre progetti in ambito internazionale finanziati da fondi europei come il Programma per l'Ambiente e il Clima LIFE, il Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg e il nuovo programma Horizon Europe. Tali progetti rendono l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po più presente nel territorio ed inoltre la identificano come un ente di riferimento a livello internazionale.